Cassetta e grazie anche a Giuseppe Bortolussi che ha voluto fare un passaggio qua. Sappiamo come il tourbillon di questa campagna elettorale sia incessante, non dia neanche respiro, quindi lo ringraziamo per questo. E siccome ha un'altra manifestazione a Venezia alle 19, quindi sarà un po' difficile essere vicino a Venezia, lo invito a dire due parole, però gli specifico anche un tema, ed è uno dei due temi di cui ho parlato all'inizio di questo nostro incontro, vista anche la competenza della regionale in materia decisoria su SG31. Noi come consiglieri comunali di Venezia uscenti abbiamo sollecitato e chiesto un consiglio comunale urgente affinché prima dello scioglimento definitivo il Comune di Venezia dia il suo parere contrario all'approvazione di questo SG31. Ci sarà la commissione consigliare competente lunedì prossimo, probabilmente l'altro lunedì voterà il Consiglio Comunale, però è un tema che andrà all'ordine del giorno della Regione Veneto. Ora credo che siccome Giuseppe Bortolussi ha definito a causa di questa situazione Marghera pattumiera del Veneto, io vorrei chiedere appunto a lui qualche commento in proposito. Allora mi scuso intanto per la voce anche, oltre che per essere arrivato in ritardo e andarmene prima della fine. Vedete, il discorso è questo. Io mi sono reso conto di cose che prima non sapevo cominciando a girare, cominciando anche ad andare a frequentare altre province e ascoltando gli altri. Prima avevo un'idea completamente diversa. Le cose di cui mi sono reso conto, per esempio, guardando all'incompiuta di legislatura, per esempio il fatto che non ci sia lo statuto, atto fondamentale, ma soprattutto quel strumento che poteva permettere da subito un certo federalismo istituzionale, stabilendo competenze da assegnare alle province e ai comuni, arrivare a un certo tipo almeno di sussidiarietà, questo governo più vicino ai cittadini. Ma questo, che è importantissimo, non l'hanno fatto avendo a disposizione 15 anni il PDL e 13 anni la Lega. Per 13 anni hanno governato assieme, ma questo è solo uno degli aspetti. Se uno analizza, ci sono tanti piani che non sono stati approvati, da quello sociosanitario, dal piano dei rifiuti, il piano delle cave, la legge sul commercio, la legge sul turismo, il piano energetico per energie alternative. Si può andare avanti mezza giornata ad elencarli. E mi sono reso conto di una cosa: perché non li hanno fatti in tutti questi anni? Perché certamente una cosa non vogliono fare, non hanno nessuna volontà di programmare, nessuna volontà di pianificare. E me ne sono reso conto una sera, ho capito il meccanismo, una sera a Paese, un piccolo, non un comune, 22.000 abitanti, era un comune alla periferia di Treviso, dove mi hanno detto che hanno 29 cave, 29. E mi hanno spiegato con molta semplicità il meccanismo. Se non c'è il piano regionale, cosa fa il cavatore? Il cavatore sceglie, compra il terreno, dopodiché la regione lo autorizza, bypassando completamente provincia e comune. Vedete? Allora sì, c'è la volontà di non programmare, ma c'è anche la volontà di fare sempre in emergenza quello che si vuole. Ed è veramente un modo di governare che è legato al business, legato in questo caso ai cavatori. Perché vi faccio questo esempio? Perché il discorso del SG31 è simile per certi versi, risponde alla stessa logica. Vedete, ma perché non hanno aspettato che arrivasse la giunta nuova, che secondo loro è la stessa, spiego, magari a forze invertite, sarà più forte la Lega, più debole il PDL, ma loro dicono che hanno già vinto, Se i cittadini riflettessero, sapessero certe cose, probabilmente non sarebbe così. Ma in ogni caso, perché hanno tutta questa paura? Perché si sono affrettati di farlo? Ieri ero in provincia di Rovigo, in Polesine, e lì c'è la centrale di Porto Tolle, che dovrebbe essere convertita a carbone. Bene, sembra che l'accordo di programma verrà siglato in tutta fretta il 25 e il 26 di marzo. Voi capite, sono tutti tasselli che rispondono
ha lo stesso modo di ragionare, lo stesso modo di procedere, lo stesso modo di governare. Cioè qui all'ultimo momento devono fare un favore a qualcuno, cioè fare in maniera che a governare questo guardate, si parla di 2,5 miliardi, escludendo praticamente, perché questa è la grande lamentela della provincia del comune, l'unica provincia ormai dove abbiamo questo allineamento istituzionale provincia e comune è rimasta a Rovigo. Bene, li escludono praticamente, hanno già deciso cosa fare, li chiameranno al tavolo, hanno già deciso cosa segnare, le briciole chiaramente, le briciole. Quindi questo è il quadro, questo è il loro modo di procedere, e vedete, e mentre il Veneto avrebbe delle